lisci. Ma scusa, pensate a non fare due gol dopo Palermo l'ultimi 30 secondi. Vabbè, dai. Invece di fare questa cosa. Non parliamo del derby, che ci sono state anche cose spiacevoli. Speriamo che vada bene poi dopo, dai. Okay. Basta, signor La Rosa. Lasciamo perdere. Io segno così, pigliai una bella euro, ci abbiai in te mano, ci sei messo per tutta la serata. Mi precipito al pronto soccorso, stai trasendo, piglia mi bloccato. Sai chi sei di vigilantes? E uno che aveva due pistolone tante, mi pareva sceriffo. E io appena arrivai, questo piglia toppate e mi ha messo il razzo davanti. Mi disse, uno stai chiedendo? Ci sono, uno stai chiedendo? Ci sta, stai vedendo sta faccia? Certo. Ci voleva dire, signor, che non ha te volesimo. Bravo. Stai vedendo sta faccia? Questo ne c'ha la pistola, me ne infica 3 centimetri da canna, non do burto sul naso. Mi disse, tu stai vedendo chi sta? Assai sono. Basta. Ci sta allora, che aspettare sta qua. Fra un poco puoi entrare. Sì. Ma sì, caro sei, in ospedale non si ci può dire. Il cuore diventa tanto. Certo, Madonna mia. È un luogo di sofferenza. Il signore a guardare segna c'era una stata una seggia a così preciso. Sofferente? Io dissi, Madonna, sa come mi ci avvicinai, mi scandava magari a parare, che cosa c'è? Grande sofferenza. Ma chi ha un dolore al cuore? Ma chi ha un infarto? E allora, dice, camera fortuna, tributo portafoglio, stavolta non lascio manco un secondo. E alla mano sul portafoglio. Quindi era precauzione. Bravo. Le precauzioni non sono mai sufficienti. Basta, signor Rosa. Sì. Arrivato a un certo punto mi chiamano che mi fanno entrare, io chiedo informazione, certo Alfio Zaurdu do paese. Va bene. Mi dissero terzo piano, quarta porta, reparto sminnitiati. Ma che vuol dire reparto sminnitiati? C'è il reparto ortopedia, il reparto cardiologia, il reparto... Acchianai da scala che sembrava un fulmine. Sì. Apri la prima, perché me l'avevo scordato la porta, la prima porta, Alfio non c'era, chiudo. Vai nella seconda porta, apro, Alfio non c'era. Vai a 2 metri dalla terza porta, a 2 metri. Che c'è? Un disutanfo. Ma come un disutanfo? Che riconosce suo cugino dall'odore? Signora Rosa, feto di buriddu perenne. Va bene. Adesso cae idue. Spalanco la porta. Signora Rosa. Sì. Uno scenario indimenticabile. Brutto. Io vi chiedo un minuto di raccoglimento per la memoria. Ma sono venuti qui per ridere e per divertirsi, gli facciamo fare un minuto di raccoglimento. Ma dai. Mio cugino Alfio, buonanima. Sì, buonanima. Quasi. Tutto un fasciato. Tutto infasciato che sembrava la mummia che do firme. Sì. Tutto ammugliato, così, dai piedi fino alla testa, aveva libero solo l'occhio per tagliare e la ucca perché c'aveva un sondino infuocato. Certo, lo facevano, io come ho visto in quella per alimentarlo, certo. Puoi essere Zaurdu, un gresciato numero 1, però ignorama è sempre mio cugino. Certo. Il cuore, il sangue, mi c'è bevuto un goccio. Mi stringi forte. E tu mi dici disgraziato, lasciami, mi sta ammazzando. Ma certo, quello tutto fasciato, completamente... Ma è stato ferito, e lei lo abbraccia così. È stato il momento contuso. Il momento di suo cugino era contuso. No, La Rosa, suo cugino era contuso. Era con due. Come? Con due era. Era nella stanza con due. Ho capito, era con 2 persone, quindi non era in una stanza singola. Però in quel momento lei lo ha abbracciato mentre lui invece era contuso. Suo cugino in quel momento, mentre era con altre 2 persone, era contuso. Io mi permetterei di dire, senza sapere perché, contusi, perché erano 2. Sì, anche gli altri probabilmente erano contusi. Tra di loro erano contusi, esatto, certo. Esatto. Chi era contusi con quello era contusi con quello. Senta, contuso vuol dire che aveva subito dei colpi e quindi era ferito, insomma contuso, ammaccato forse lo capisce, sì. Lassimi che mi sta ammazzando. Certo. Io appena mi allontanai ci dissi Alfio cucino, parra, ma che cosa è successo? Mi disse, ti ricordi che sera ti disse che stava con la ucca, con due tubi un beccato qua. Già io con un fare non si capisce buono. Già con due tubi ancora peggio. Mi disse, ti ricordi che ti ho detto che stavo nella foresta? Sì. Perché ti ricordi che ti ho detto che doveva venire il grande maestro del Giappone? Me lo ricordo. Ci disse sì. Ci disse sì, vinno maestro, ci vinno. Si presentava questo accompagnato con una macchina enorme dell'aeroporto di Catania. Sì.
c'è una specie di bestia alto 2 metri, sì? 200 kg. Per trasere in do spogliatoio a sceppare la porta perché non ci traseva. È entrato vestito in sciu completamente nudo, con questo pannolone che davanti copriva, di dietro e azzeccato un domino. Sì, sono così. Questo spillone, una panza tanta. I lottatori sono così. Sì. Aveva i capelli lunghi, entrò con i capelli lunghi e ne sciù i capelli attaccati tutto a tuppo, con un pezzo di legno tanto che ci fermava il tuppo. Sì. Dice, ne sciù, da panza tanta, di razza tante, di amma tante. Si mise al centro della pista da così. Sì. Noi eravamo assettati tutti in terra, e fece camana così. Sì. Dice, a mia che mi passa? Che ne voleva salutare. Io fui più lesto di tutto a susirmi, ci desse la mano e ci stavo per dire tanto onore e piacere di fare la sua conoscenza. Giusto. E a tempo di dire tanto onore e piacere, a piacere, chi sto mi acchiappa la mano. Mi tiravo a una velocità supersonica su te a me, psum, con sta mano mi pigliavo da dietro, psum, e mi portavo avanti. Sì. Mi tornavo a pigliare e feci 12 volte avanti e arredo. Poi l'ultimo colpo mi pigliavo, mi abbiavo su pro ginocchio, i tavo dall'aria ma cominciavo a forrare così, come un lazzo di caiubò. Poi mi pigliavo, mi mise a testa sotto, mi smontavo dall'aria. Tagli col tacco. A terra. Mi pigliavo in terra, si mise sopra di me da così sì? E mi disse, ora se hai coraggio e capacità, difenditi. Per giunta, povero figlio, a terra, Ci disse, a così ti trattavo. Dice, a così. Dice, tu che facesti? Dice, che poteva fare? Era tutto un goduriato. Sì. Aveva i dita dei piedi che mi niscevano dei purtusi ad naso. Non saccio come. Sta gamma passata sopra la testa e i piedi si toccavano con la mano dell'altro braccio. L'unica cosa che porta a fare fu che aprì gli occhi. Aprì gli occhi e chi c'era sopra di me mise così. Attraverso angaglia del pannolone di pubblica sicurezza. Sì. Ora le signore mi perdoneranno, farò uso di una parolina. Una sola. Capisco che ne volessi sentire che assai, ma io ne dirò una sola. Sì. Aprì gli occhi. È un racconto drammatico, vi devo dire, non è un racconto semplice, è una storia terribile. Aprì gli occhi sì. E dello spazio che c'era tra i pannoloni e la coscia, viste un paro di bad tanto. Fermo io. È l'unica parola che dirà e l'ha detta, basta. Non ne dico più. Non ne dice più, basta. Come viste de baggi, sì, l'ha detto di nuovo. Aprivo solo gli occhi sì. E l'altro movimento che potevo fare era chiedo da testa a così, poteva fare a così. Va bene. Mi feci un conto che ci arrivava preciso. Ai, la vendetta. Ci disse allora? Pensai, disse, ora c'è d'ugno un muzzucone. La vendetta. Che ce l'hai a scippare da rare che tutto due. Vabbè. Gli uomini presenti già risono i cari. Sì, insomma, sì, già un solo pensiero. Già un solo pensiero. Sì. Cesse Alfio, ma veramente pensaste una cosa chista? Mi disse, pensai e a fece. Come? Che faciste? Dice, sterai un coggio. Ci arrivai preciso, gli viste che andai in muzzucone, dice che mi portai tutte e due. Arrivato a un punto che ci vuol dire? Che gli ha detto? Cesse Alfio, hai fatto bene. Quando ci vuole. Hai fatto bene perché ti ha trattato male. Quando ci vuole. Io mi tagliavo, ci scendiva una lacrima, ma anche tempo di uscire c'è che gli fasci sa su Paolo. Mi disse, ho fatto bene? Disse, certo, ho fatto bene, ma certo, che mi disse i gimbati erano i miei. Tanto era un goduriato che non se n'era accorto. Attorcigliato su se stesso, ma io dico...